L'Università degli Studi di Palermo al termine di ogni sessione di laurea è solita festeggiare i suoi laureati magistrali con il Graduation Day ed il 30 luglio si celebrerà per la prima volta ad Agrigento, presso la Valle dei Templi. L'Università di Palermo con questa cerimonia intende festeggiare per l'appunto i laureati dei corsi di studio magistrali. L'avvenimento consiste nel fatto che per la prima volta l'Università di Palermo organizza questa cerimonia fuori Palermo e lo fa qui ad Agrigento. Il corteo prenderà l'avvio dal Tempio di Ercole, sfilerà lungo la via Sacra, fermandosi per qualche momento al Tempio della Concordia, quindi per raggiungere il Tempio di Giunone, dove ci sarà la manifestazione protocollare e vedrà il suo culmine nel lancio del tocco da parte dei laureati magistrali. È un appuntamento che è una festa, ed essere una festa non soltanto per i laureati che vi parteciperanno e la loro famiglia, ma una festa anche per questa comunità, per questa città che ha bisogno della presenza dell'università come volano di sviluppo. Un'occasione per ricordare che ad Agrigento la realtà universitaria esiste e dal prossimo settembre ripartirà con un'offerta formativa più vasta. Questo è un gesto di grande attenzione e di grande comunanza con questo territorio, verso il quale l'Università di Palermo si è sempre spesa e ha voluto fermamente rimanere anche in momenti di grande criticità. Quest'anno ripartiremo con una nuova offerta formativa che ormai conoscete un po' tutti quanti, 3 nuovi corsi di studi triennali, economia e scienze dell'amministrazione, scienza dell'educazione, architettura e ambiente costruito, insieme al corso di laurea in servizi sociali. Quindi sono 4 corsi di laurea triennali che innovano nell'offerta formativa del polo di Agrigento e ne costituiscono un punto di riferimento importante, perché i corsi di economia, di scienze dell'educazione sono tra i corsi più appetiti dell'Università di Palermo.